Filippo Signorin aveva 26 anni, è morto per cause in corso di accertamento dopo aver perso il controllo dell'auto, finendo inesorabilmente contro un platano. È morto sul colpo con la frazione di sindacale a Concordia Sagittaria oggi, listata a lutto. Filippo era alla guida della sua auto. L'incidente è mortale poco dopo le 4 del mattino sulla Triestina Bassa, in località Viola di Serrai. Sul posto il su M118 di Portogruaro, ma i soccorsi sono stati inutili. I rilievi dell'incidente, volti a ricostruire la dinamica dello schianto, sono ora affidati ai carabinieri di Portogruaro. Secondo quanto si apprende, l'incidente mortale è stato provocato da una fuoriuscita autonoma. Con la famiglia e gli amici lo piange anche la Giulia Sagittaria, squadra di calcio dove Filippo Signorin aveva mosso i primi passi nelle giovanili del Sindacale Calcio, per poi vestire anche le maglie del vivaio nerazzurro, sino ad entrare a far parte del gruppo degli Under nell'ultima avventura concordiense in Serie D e nella stagione successiva disputata nel campionato di eccellenza.